4.200 fascicoli destinati ai giudici di pace attualmente fermi, un arretrato da capogiro, quello della Procura di Treviso su cui incombe il fascicolo su Veneto Banca, già a rischio prescrizione. Omicidio 90, sia fratelli Sorgato che Emanuela Cacco hanno chiesto il rito abbreviato durante l'udienza preliminare, gli imputati avranno diritto alla riduzione di 1/3 della pena. I carabinieri di Vicenza arrestano un vicentino e un veronese, avevano tentato di sequestrare a scopo di estorsione un ricco broker milanese che aveva interessi anche in Svizzera. All'alba forse complice una fitta nebbia, un battello ACTV e una barca si scontrano a Murano, il pilota dell'imbarcazione, poi trovato alla deriva, cade in acqua e salvato. Al grido di lavoro, 200 dipendenti dell'Anselmi in corteo a Padova, primo stop dal curatore fallimentare, poi dal prefetto, chiedono che l'azienda riprenda l'attività subito. Figlia disabile per un errore medico durante il parto, causa interminabile per ottenere giustizia, per questo una mamma mestrina si incatena di fronte alla clinica. Sul punto di lasciare l'incarico dopo 8 anni, il presidente del Porto di Venezia Paolo Costa ha firmato questa mattina quello che considera il più importante e rivoluzionario progetto di tutta la portualità italiana, ovvero il porto offshore. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che apriamo, come avete visto e sentito dai titoli, con la giustizia, o meglio, ancora una volta, con i problemi della giustizia. Ci occupiamo infatti di quello che sta accadendo in queste ore in procura a Treviso, dove riapproderà a breve la maxi inchiesta su Veneto Banca che era finita a Roma e ora torna per competenza nella Marca, un'inchiesta con un piede già sul baratro della prescrizione e su cui gravano tantissimi fascicoli in arretrato dai giudici di pace. Attualmente abbiamo una pendenza di oltre 4.000 fascicoli per reati di competenza del giudice di pace. Eccolo lo scoglio, ma è solo la punta di un iceberg per una procura costretta a fare i conti con una mole di lavoro esorbitante se proporzionata al numero di magistrati e di risorse. 4.200 fascicoli fermi in attesa di essere esaminati e dirottati ai giudici di pace. Un arretrato a cui si sta tentando in tutti i modi di far fronte, ma per nulla semplice da arginare. Allarga le braccia il capo della procura, Michele Dalla Costa. Questo evidentemente richiede un impegno in un'attività di indagine diversa da quella per i reati ordinari, ma è pur sempre attività di indagine, pur sempre domanda di giustizia alla quale dobbiamo rispondere. Il suo ufficio ha una nuova pianta organica con il numero dei magistrati portati a 12, ma a mancarne al momento sono 5 e anche far fronte all'attività ordinaria non è cosa semplice. Abbiamo come sempre risorse scarse a livello magistrati, a livello di polizia giudiziaria e poi di dipendenti da destinare a questa attività. Una provincia con un bacino di 900.000 residenti e con un'alta incidentalità, nonostante il numero dei cittadini non rappresenti per il CSM un requisito. Ora con l'introduzione del reato di omicidio stradale, per esempio, si è aperto un nuovo fronte a cui in Via Verdi hanno tentato di dare risposte in fretta. Ho creato all'interno della sezione di polizia giudiziaria un nucleo interforze per gli incidenti stradali, anche con la collaborazione di personale distaccato dalla polizia locale di Treviso. Sul piatto rimane l'indagine Veneto Banca, un fascicolo aperto a Treviso, poi finito a Roma per il reato di ostacolo alla vigilanza e a quanto pare nuovamente destinato a Treviso. Una spola che ha già eroso e rischia di superare i tempi di prescrizione previsti per alcuni dei reati contestati. Un colpo di spugna su quello che è successo nel colosso di Montebelluna. È una procura piccola perché è stata una procura dimenticata. Queste dunque le parole del procuratore Dalla Costa. Adesso l'operazione dei carabinieri di Vicenza che hanno sventato un sequestro di persona, fermando 2 persone, un vicentino e un veronese che avevano pianificato di rapire a scopo di estorsione un ricco broker milanese. Seguito e pedinato, avevano messo a punto ogni cosa, gli orari, i suoi trasferimenti. Nel mirino dei 2 veneti c'era un facoltoso broker, milanese di origine ma stabilmente residente in Svizzera. Il piano era quello di sequestrarlo. I 2 arrestati infatti avevano pianificato ed organizzato di rapirlo con l'intenzione di tenerlo segregato per costringerlo ad eseguire delle transazioni finanziarie, estero su estero, di ingenti somme di denaro di provenienza illecita. Il blitz doveva scattare il 1° dicembre 2016 nei pressi del casello autostradale di Brescia Centro,
dove il broker sarebbe stato attirato con la scusa di un appuntamento di lavoro per essere invece poi caricato a forza a bordo di un furgone. I due non avevano escluso nemmeno l'uso della violenza, dal momento che avevano previsto l'utilizzo di strumenti quale il taser. Poco prima dell'agguato, il controllo da parte dei carabinieri dell'auto di uno dei due rapitori li aveva costretti a rinviare l'esecuzione. Avevano pensato a tutto, ma non avevano messo in conto l'acquisizione di una dettagliata attività informativa da parte dei carabinieri di Valdagno, dalla quale è partita poi l'intera operazione. In manette sono finiti Tiziano Frazza, 60enne, imprenditore veronese, e Marco Vigato, 47enne, procacciatore d'affari. L'accusa è tentato sequestro a scopo di estorsione. Le perquisizioni dei militari hanno portato al ritrovamento di un taser, 2 ricetrasmittenti ed un manganello telescopico che si ritiene avrebbero dovuto essere utilizzati per portare a termine il disegno criminoso. Le indagini, coordinate dalla Procura di Brescia, sono state portate a termine dai carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza. Ed ora l'omicidio di Isabella Noventa, perché sia i fratelli Sorgato che la tabaccaia Manuela Cacco hanno chiesto il rito abbreviato durante l'udienza preliminare, quindi gli imputati avranno diritto alla riduzione di 1/3 della pena. Sia i fratelli Sorgato che la tabaccaia di Camponogara Manuela Cacco hanno chiesto il rito abbreviato durante l'udienza preliminare davanti al giudice per l'omicidio di Isabella Noventa. I tempi saranno più veloci, con una riduzione di 1/3 della pena, quindi l'ergastolo è scongiurato. In questo modo, inoltre, per nessuno degli imputati ci sarà un dibattimento in aula e il giudice si baserà solo sulle carte di procura e legali difensori. Isabella Noventa venne uccisa nel gennaio 2016. 2 giorni fa sono comparsi i frame di un video di sorveglianza comunale che ha immortalato 2 persone a bordo dell'auto di Deborah Sorgato la notte dell'omicidio. Gli inquirenti sono convinti che si tratti proprio dei 2 fratelli, tornati dopo aver abbandonato il cadavere, fino ad oggi ancora non ritrovato, motivo per cui ai 3 si contesta anche il reato di soppressione di cadavere. A Mestre adesso, dove stamattina alle prime luci dell'alba, per evitare contestazioni come già avvenuto nei giorni scorsi, è andato in scena l'annunciato abbattimento dei cosiddetti cubi del parco albanese. Alle 8 in punto del mattino, il primo dei famigerati cubi del Parco della Bissuola crolla in un diluvio di calcinacci, sotto i colpi delle ruspe da tempo evocate dal sindaco Brugnaro. E non solo in senso metaforico. Queste strutture, sostiene il primo cittadino, che ha voluto essere presente, sono il simbolo del fallimento di un'ideologia sorpassata. Un'ideologia che pensava che bastasse costruire dei cubi, bastasse costruire comunque in generale centri sociali per fare la socialità. Questa ideologia, perché è proprio una convinzione profonda che viene anche da lontano, dimostra che non ha funzionato, non funziona. La cosa più difficile, più faticosa è invece proporre il contenuto. Applaudono gli abituali frequentatori del parco, che da tempo chiedevano un intervento. Era ora che facessero una cosa buona, no? ogni tanto. Perché così si vede più pulito e i ragazzi che sono qui nel pomeriggio tutta la notte non hanno più posto dove nascondere la droga. Brutta gente solo che era. Ma qui ha tanta bella gente. Quindi ha fatto bene a tirarli giù? Sì, ha fatto bene cavalli via. Non ci abbatterete mai, recitava solennemente il messaggio scritto con la vernice spray da chi era contrario all'operazione. Parole che scompaiono beffardamente pezzo dopo pezzo, mentre il sindaco tende una mano a chi protesta. Siamo pronti a dialogare e collaborare con tutti, assicura. Se hanno delle idee per rivitalizzare il parco, li ascoltiamo. Chi vuole, se vogliono dare una mano, benissimo. Adesso andiamo in giro, vedremo per le periferie, denunceremo tutto quello che c'è da denunciare. Poi dopo però bisogna anche non sentarsi su un divano e farsi una canna. Cioè, bisogna uscire allo scoperto, metterci la faccia e dire ok, io ci sto, ti sfido a fare un progetto, ti sfido a fare delle cose che sono belle da fare e vogliamo partecipare così. Ancora a Mestre, ma ci spostiamo di qualche chilometro sul Terraglio per parlarvi di una storia che ancora una volta riguarda i tempi elefantiaci, pachidermici della giustizia. Una mamma stamattina si è incatenata di fronte a Villa Salus per chiedere giustizia per sé e sua figlia. Sentiamo perché nel servizio.
Io oggi sono qui per chiedere giustizia per mia figlia, ma per provare a dar voce a tutte quelle persone che ormai da anni cercano giustizia per i propri figli. Anna Pozzobon è una mamma che ha sfidato la pioggia e il freddo e si è incatenata qui, di fronte alla clinica Villa Salus di Mestre. Chiede una giustizia che funzioni e sia in grado di offrire risposte certe e in tempi brevi ai cittadini. 6 anni fa, a causa del parto, e questo lo dice appunto la consulenza tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale, mia figlia ha oggi una disabilità in seguito a una a una ipossia cerebrale che le ha causato una paralisi cerebrale infantile. Sono anche 6 anni che Anna Pozzobon ha intrapreso una causa legale, un processo che le appare interminabile nonostante il parere del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale sia dalla sua parte. Nel frattempo la sua vita è cambiata profondamente. Per poter assistere la figlia ha dovuto anche cambiare lavoro, rinunciando ad uno stipendio più alto. I costi delle cure sono altissimi. Anna sta spendendo tutto quello che ha. Per un bacino d'utenza molto grande e per poche risorse economiche che ci sono, quello che viene offerto dalle strutture sanitarie, diciamo gratuitamente, è molto poco. Quindi le famiglie, come nel mio caso, sono costrette a rivolgersi a centri privati e la media che io oggi spendo sono 800 euro tra fisioterapia, logopedia e psicomotricità per mia figlia. E qui si torna al problema di una giustizia che non è in grado di garantire risposte certe e rapide, il motivo per cui oggi Anna Pozzobon ha scelto, o forse si potrebbe dire è stata quasi costretta, a venire qui sotto la pioggia in mezzo al traffico di via Terraglio. Chiedo come posso fare io e come possono fare tutte quelle famiglie che da anni, ribadisco, aspettano che chi ha commesso un errore, trovi una soluzione, perché in questo momento chi sta pagando sono solo ed esclusivamente le famiglie. Una mamma che chiede giustizia a Mestre, nelle stesse ore a Padova 200 operai che chiedono invece un futuro, che chiedono il lavoro, gli operai dipendenti degli Anselmi in corteo questa mattina a Padova. I tempi si allungano, dicono, e la burocrazia rischia di affossare l'offerta dell'acquirente, in manifestazione per chiedere risposte positive e salvare i posti di lavoro. Non li ha fermati la pioggia, che è scesa inesorabile per tutta la mattinata. I lavoratori delle fonderie Anselmi sono di nuovo in manifestazione. In 200 hanno sfilato per le vie della città per tenere alta l'attenzione e per chiedere risposte. Per l'Anselmi chiediamo il lavoro, chiediamo la riapertura dell'azienda attraverso un percorso di un nuovo imprenditore, perché è un'azienda ancora viva che può dare i suoi 120 posti di lavoro e ci sono i clienti. Duplice manifestazione prima davanti all'azienda Campo San Piero, a seguire l'arrivo in treno a Padova per raggiungere in corteo gli uffici del curatore fallimentare del commissario, poi in tarda mattinata l'arrivo in prefettura e il presidio. Non volevamo assolutamente creare disagi, ma vogliamo soltanto venire a Padova per chiedere chiarezza su alcune risposte che tuttora non ci vengono date. Il nemico oltre alla crisi oggi è anche la burocrazia. Affinché vi sia un nuovo compratore serve che l'azienda venga messa all'asta. Devono passare 30 giorni, ma i compratori rischiano di spazientirsi. Queste proposte non si concretizzano perché c'è la burocrazia che ci blocca. Non sono in condizioni di aspettare lungaggini burocratiche, vorrebbero acquisire e partire con il lavoro. Questo non gli è permesso. In corteo anche i lavoratori dello stabilimento di Piombino Dese dell'Ariello. Un nuovo fronte si apre nell'Alta Padovana. Ci chiudono il sito produttivo dell'Ariello. Chiediamo all'Ariello di rimodificare la sua posizione, di tenere aperto il sito produttivo e addirittura pensiamo anche che si possa fare un cambio di mixer di prodotto, e questo potrebbe mantenere i 72 dipendenti dell'Ariello di Piombino Dese. Di nuovo a Venezia, stavolta Venezia centro storico, Laguna, per lo scontro di questa mattina all'alba verso le 5:30 tra un battello ACTV e una barca a motore lunga 9 metri all'incrocio tra il canale Bisatto e il canale Carbonea a Murano. Il conducente dell'imbarcazione è vivo per miracolo. Scontro questa mattina all'alba verso le 5:30 tra un battello ACTV e una barca a motore lunga 9 metri, all'incrocio tra il canale Bisatto e il canale Carbonea a Murano. Il conducente della barca sarebbe stato sbalzato in acqua dall'impatto. Immediato l'intervento del personale ACTV in servizio che l'ha tratto in salvo. Al vaglio della polizia lagunare competente sul territorio la dinamica dello scontro, che potrebbe essere stato causato dalla scarsa visibilità.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sommozzatori che hanno avviato le ricerche per capire se l'imbarcazione fosse affondata o stesse vagando solitaria in mezzo alla laguna. È stata ritrovata poco dopo a circa 50 metri di distanza. Torniamo a parlare di smog. Oggi la pioggia in qualche modo ha dato una tregua, ma l'allarme PM10 rimane in tutto il Veneto. Abbiamo raccontato ieri dell'ordinanza dei blocchi, ma anche della sfida in qualche modo di Treviso, che dice non ci muoviamo se la Regione non fa un piano coordinato per tutti i comuni. Già una risposta era arrivata ieri da Luca Zaia. Oggi la Giunta, attraverso le parole dell'assessore regionale Federico Caner, ribadisce che i provvedimenti devono essere presi dalle amministrazioni. Sentiamo l'assessore regionale. Le ordinanze in merito allo smog devono essere attuate dai singoli sindaci. È categorico e chiaro l'assessore regionale Federico Caner, che risponde al primo cittadino di Treviso Giovanni Manildo, che chiede invece alla Regione l'assunzione di responsabilità. La Regione Veneto è stata, assieme alla Regione Lombardia, le uniche due che a livello nazionale hanno dato delle linee guida di intervento in un tavolo di confronto assieme tra l'altro ai 7 sindaci dei capoluoghi. Un tavolo al quale era seduto anche il sindaco di Treviso. La Regione non può obbligare ad intervenire nessuna amministrazione comunale, deve pensarci, il comune di Treviso ribatte senza mezzi termini. Il presidente dell'ANCI dice che il potere sta in capo, deve stare in capo ordinatorio ai sindaci, e lo ha ribadito più volte. Quindi noi come Regione Veneto ci siamo limitati, come la Regione Lombardia, a dare delle linee guida di intervento, e poi sta ai singoli sindaci decidere se attuarle, come attuarle e quando attuarle. Quindi la trovo una polemica inutile, e penso che il sindaco dovrebbe invece occuparsi di capire come applicare sul territorio queste linee guida, con la facoltà che gli è stata lasciata proprio perché è stata richiesta dall'ANCI nazionale. Un botta e risposta che sembra non voler finire. Intanto, grazie alla pioggia di queste ore, lo smog potrebbe diminuire, ma questo non cancellerebbe in ogni caso il problema sollevato dal sindaco di Treviso. A Padova adesso, dove abbiamo visto già ieri la pace fatta tra Lega e Forza Italia, e quindi Lega e Forza Italia che sosterranno insieme Massimo Bitonci. La retromarcia un po' rispetto al diktat di Salvini degli ultimi giorni. Ebbene, oggi il candidato sindaco Massimo Bitonci si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ieri pace fatta tra Lega e Forza Italia in vista delle prossime amministrative di Padova. Quello che pareva il nemico numero 1 si trasforma in amico del cuore. Come tale un tesoro, in termini di voti però, indispensabile per poter ottenere un risultato positivo. Almeno di questo è convinto l'ex sindaco della città del Santo, Massimo Bitonci, più che mai pronto alla nuova scalata di Palazzo Moroni. Adesso spiegheremo ai padovani che riusciremo ad avere la vera coalizione di centrodestra, sempre con un candidato Massimo Bitonci, e riprenderemo il nostro programma che è stato bloccato un paio di mesi fa. Convinto è convinto, bisognerà vedere se saranno d'accordo con lui anche i padovani che andranno alle urne, che senza dubbio ricordano molto bene la querelle sul nuovo ospedale, tema scottante che ha portato alla scissione tra Forza Italia e Lega nella passata era Bitonci. Divisione? Disaccordo? Ma quando mai? Ciò che era stato programmato negli anni passati, l'anno scorso, andrà avanti, quindi compreso anche l'ospedale a Padova Est. E dopo la batosta ricevuta dai forzisti, oggi è tutt'altra cosa per Bitonci. Ma cos'è cambiato? È andato in scena il classico teatrino delle poltrone? Usando Marin come capro espiatorio a sto punto, e si sbandiera la sua cacciata. Il problema fondamentale, come ho sempre ripetuto, è stato il coordinatore regionale, peraltro sbugiardato, con l'espulsione dei 2 consiglieri comunali che sono andati a firmare insieme al PD e insieme ai 5 Stelle, insieme a Saia, con un accordo direi abbastanza incredibile. Una litigata per poi darsi una bella pacca sulle spalle. Se si tratta di spettacolo, di commedia, passi, ma qui si parla di politica e non si può scherzare. E chiaramente la politica, ma non solo, sarà uno dei principali temi di cui parleremo questa sera a 20:10, l'approfondimento dei notiziari in onda dopo i telegiornali di Antenna 3. Questa sera ospiti ci saranno Gian Antonio Darei, segretario nazionale della Lega Nord e Lega Veneta, e Daniele Stival del IFARE, il movimento politico di Flavio Tosi. Quindi non perdete 20:10.
Non perdete anche alla mattina Buongiorno Nord-Est, c'è la nostra rassegna stampa a partire dalle 6:30 e tante telefonate oggi di voi telespettatori hanno riguardato il caso di cui si parla da settimane, che affrontiamo praticamente quasi ogni giorno, cioè il caso di Don Andrea Contin e delle famose orge in canonica. Sentiamo le telefonate che sono arrivate stamane durante Buongiorno Nord-Est. Io posso capire questi uomini, sono uomini, insomma, ogni tanto cedono alle tentazioni, ma questo era un vizio più che un cedere a una tentazione. A mio avviso da Roma avrebbero dovuto mandare anche una commissione, perché avviene anche nella pubblica amministrazione. Se c'è qualcosa che non va, non so, in procura a Padova, mandano da CSM o dal Ministero della Giustizia un'ispezione. La Chiesa dovrebbe anche seguirli dal punto di vista cioè non è che quando uno ha fatto il seminario è finita e lo mollano libero branco. No, vanno seguiti passo, anche perché sono due ragazzi ancora, per quanto mi riguarda potrei essere la mamma di questi qua. È ora di finirla, no? Se ne parla una volta e basta, no? No, sto continuo a ribadire, poi magari qualcuno vuole magari, non dico difendere i preti, però a un certo punto Padova è la città del santo, no? Chiudiamola, basta, no? Chiudiamo queste trasmissioni per fare solo gossip. Volevo fare un plauso a voi, che mi pare che tutto sommato conducete le trasmissioni con decoro, con contegno e con imparzialità. Ecco, questo forse grazie, fa molto piacere. Mantenete pure la vostra linea abbastanza imparziale e pacata che senz'altro paga. Grazie. Grazie. Queste erano le telefonate di Buongiorno Nord-Est, avete riconosciuto il nostro Federico Fusetti, l'ospite di questa mattina era il vice sindaco di Musile di Piave, Vittorino Maschietto. Adesso la pubblicità e poi ancora TG. Rieccoci in studio in diretta TG del Veneto di Antenna 3, sul punto di lasciare dopo 8 anni l'incarico di presidente dell'autorità portuale di Venezia. Oggi, stamattina, Paolo Costa ha firmato quello che considera il più importante e rivoluzionario progetto di tutta la portualità italiana, ovvero il porto offshore, versione definitiva. Il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Paolo Costa, ha firmato il contratto di appalto per la progettazione definitiva della piattaforma offshore destinata a servire il traffico merci nel porto di Venezia. A redigere il progetto sarà un consorzio di imprese cinesi e italiane. Se riusciamo con questo progetto, riusciamo a far sì che l'Italia diventi definitivamente la porta europea della Via della Seta, che in questo momento ci è contesa dalla Grecia, che col suo porto del Pireo sta facendo questa cosa e che vede anche altre possibilità di spostamento più verso est, verso Istanbul e verso altre situazioni. Se l'Italia vuole essere il terminale europeo delle rotte commerciali dalla Cina, spiega Costa, occorre infatti che l'Alto Adriatico disponga di una struttura in grado di superare il problema del gigantismo navale, che in questo momento rende tutti i suoi porti inadeguati. Per quanto riguarda le recenti prese di posizione del governo italiano, che aveva lasciato trapelare non poche perplessità sul progetto, il presidente del porto si dice fiducioso. E ci veniva chiesto di dimostrare che sarà qualcuno disposto a investire, disposto a farlo, disposto ad assumersi almeno il 50% del costo nella costruzione. Bene, l'abbiamo trovato, mi pare che questa sia la risposta che ci veniva chiesta. Sono sicuro che di fronte alle risposte che abbiamo dato, alle domande giuste che il governo ci ha fatto, siamo nelle condizioni di poter dirlo, abbiamo messo il governo nelle condizioni di poter guardare con altro spirito a questo progetto. Quanto alle resistenze che arrivano da Trieste, Costa minimizza. L'Associazione dei Porti del Nord Adriatico si è sempre espressa unanimemente a favore dell'offshore, argomenta. Chiunque si intenda di strategia portuale sa che i traffici aumenterebbero, non solo a Venezia ma anche a Trieste e Capodistria. Naturalmente in questo progetto c'è qualcuno che magari oggi guadagna da piccoli traffici di cabotaggio, di piccole robette che si fanno oggi, che non essendo in grado di controllare questo grande sviluppo preferirebbe che questo non succedesse, ma questo è nell'ordine delle cose. Le innovazioni per definizione devono vincere nei confronti di coloro che tenderebbero invece a mantenere lo status quo. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci.
Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Un cordiale saluto dal meteo di Antenna 3. Ancora piogge abbondanti e diffuse sulle nostre regioni e continueranno anche per tutto il fine settimana. Nel dettaglio, sul Veneto nubi diffuse e locali piogge sparse già al mattino. Peggiora ulteriormente dal pomeriggio con piogge più intense e più estese ovunque, nevicate intorno ai 900-1000 metri. Andiamo a vedere anche le temperature. Le massime sono previste intorno agli 8-11 gradi, minime tra 5 e 8 gradi. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Al mattino piogge deboli, peggiora più intensamente dal pomeriggio e anche in maniera diffusa con piogge e temporali. Anche qui nevicate sui rilievi intorno ai 900-1000 metri. Temperature massime tra 10 e 13 gradi, minime tra 7 e 10 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi ma piogge solo sul Trentino al mattino. Peggiora in giornata e la sera con piogge diffuse e locali nevicate a 900-1000 metri. Temperature massime attese sugli 8 gradi, minime previste intorno ai 3 gradi. Il mare sarà generalmente mosso, i venti saranno moderati e meridionali. Dal meteo è tutto, arrivederci a domani. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.